I materiali relativi al cosmopolitismo critico sono stati costruiti secondo la metodologia della Philosophy for Children, quindi in stile lippmanniano. Questi materiali sono stati inseriti all'interno di una cornice cosmopolita per aiutare gli studenti a ragionare e a riflettere criticamente sulla società globalizzata. L'idea sarebbe quella di incoraggiare una cultura cosmopolita e un'apertura al mondo nel senso del cosmopolitismo critico di Delanty. L'idea sarebbe anche quella cioè di fornire agli studenti quegli strumenti per muoversi tra quella che David Hansen ha definito una fedeltà riflessiva a ciò che è conosciuto e un'apertura al nuovo. Questi materiali sono composti da idee guida e esercizi. Le idee guida sono indirizzate agli insegnanti. Queste sono tracciano una mappa sulla tradizione filosofica e sono delle piccole guide semplificate per gli insegnanti su delle diverse prospettive epistemiche della tradizione filosofica. E ogni idea guida è relazionata a uno o più esercizi che invece sono indirizzati agli allievi. Gli esercizi hanno come scopo quello di sviluppare il pensiero complesso nelle sue dimensioni critica, riflessiva, creativa e caring. Cioè ogni esercizio, cioè tutti gli esercizi, per quanto ne troveremo una grossa varietà, sono costruiti in modo da cercare di fornire agli studenti degli strumenti per sviluppare le loro capacità cognitive, quindi per aiutarli a formare giudizi, quindi dargli degli strumenti come dei criteri, come per esempio l'abilità nel ragionare, nel formare concetti, nell'essere precisi nelle loro definizioni, ma allo stesso tempo promuovono le componenti affettive attraverso l'esercizio dell'empatia e dell'immaginazione. Contemporaneamente anche le capacità relazionali, questo diciamo nel complesso di tutti gli esercizi. Alcuni esercizi andranno a rafforzare determinate competenze, altri altre, e in effetti, per quanto vi sia una grossa varietà di tipi di esercizi, potremmo grosso modo dividerli in 3 gruppi. Il primo gruppo sono esercizi formati da una serie di domande che si costruiscono l'una sull'altra su determinati problemi, partendo da problemi e casi particolari, arrivando a casi più generali, universali, oppure sono una serie di domande che ruotano intorno a un problema particolare, affrontato da diversi punti di vista. Un altro tipo di esercizio invece è focalizzato soprattutto sull'esperienza dei ragazzi e sono quei tipi di esercizi che richiedono che i ragazzi e le ragazze si immedesimino con i personaggi fittizi proposti dagli esercizi. E diciamo questo tipo di esercizi cercano di sviluppare le capacità affettive, quindi attraverso, come dicevamo prima, l'immaginazione e l'empatia. Altri tipi di esercizi sono delle attività. Attività che possono essere composte proprio da dei veri e propri giochi, perché se il gioco ha una funzione logica, nello stesso tempo incrementa le capacità relazionali dei ragazzi e delle ragazze. Tutti gli esercizi del curriculum sono anch'essi un'apertura alla tradizione filosofica, cioè c'è una traduzione della tradizione filosofica in linguaggio adatto per i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, e sono tutti finalizzati alla promozione della comunità di ricerca. Per quanto gli esercizi cerchino di
fare in modo che i ragazzi e le ragazze imparino a esercitare il proprio pensiero in modo individuale, quindi essere quanto più precisi, quanto più creativi e incisivi nella loro creazione di pensiero, nello stesso tempo promuovono anche la cooperazione nel pensiero stesso all'interno della comunità di ricerca. Per questo sarebbe meglio che gli insegnanti coinvolti nel progetto fossero formati in Philosophy for Children per non perdere quella dimensione filosofica dell'indagine filosofica. Diciamo, la riflessione infatti alla base del ragionamento filosofico, usare gli esercizi senza questa formazione farebbe perdere probabilmente la dimensione del ragionamento filosofico.